Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi vi parlerò della dieta della salute planetaria, che sarebbe l'insieme di tutte quelle abitudini alimentari che promuovono la salute sia dell'uomo in termini di qualità di vita e di quantità di longevità, ma anche la qualità e la salute del nostro pianeta, della Terra, e anche la sostenibilità ambientale. Ne parliamo oggi perché è stato recentemente pubblicato un lunghissimo rapporto da parte della EAT Commission, o meglio EAT Commission dell'Lancet, che ha coinvolto 35 paesi e numerosi scienziati che hanno racchiuso tutte le evidenze per mangiare in maniera sana e anche sostenibile. Secondo questi ricercatori, mangiamo sia male sia in eccesso rispetto al nostro effettivo fabbisogno. Seguire la dieta della salute planetaria può portare a una riduzione fino a 15 milioni di decessi prematuri nel mondo, ossia il 27% del totale di tutti i decessi. Come al solito, le patologie che ne possono giovare di più sono quelle cardiovascolari, infarto, cerebrovascolari come l'ictus, il diabete e ancora alcune patologie come i tumori e le malattie neurodegenerative. Ora entreremo più nella parte pratica, ma ricordo che questi dati derivano da grandi studi su ampie popolazioni, poi a livello individuale ci sono le varie necessità che devono essere prese in considerazione e pertanto possono variare. Cominciamo con la carne rossa, che dovrebbe essere consumata per massimo 200 grammi a settimana. Gli studi dimostrano che in Europa superiamo di 5 volte questo limite e in America addirittura fino a 7 volte. Al contrario, alcune popolazioni come quelle dell'Africa subsahariana sono nettamente al di sotto di questi grammi settimanali. Di latticini invece non si dovrebbe eccedere i 500 grammi al giorno, preferendo ovviamente i latticini magri, le forme light e le forme senza grassi. Ciò che invece dovremmo consumare di più sono sicuramente frutta e verdura, almeno 500 grammi al giorno, i cereali integrali fino a 150 grammi al giorno e ancora frutta secca, legumi, poi fino a 400 grammi a settimana di carne bianca come il pollo soprattutto e di pesce fino a 700 grammi a settimana. Riguardo le uova non si dovrebbe superare le 3-4 a settimana e le raccomandazioni sono sempre di limitare gli zuccheri aggiunti, i grassi saturi e il sale nella dieta. Ma oltre alla salute in senso stretto, questo rapporto ci parla anche della sostenibilità. Infatti gli autori hanno evidenziato come soltanto il 30% della popolazione più ricca mondiale sia responsabile di ben il 70% di tutti i danni ambientali derivati dall'alimentazione. Non dobbiamo pensare soltanto alla produzione del cibo, ma anche al trasporto, all'imballaggio, al consumo e tutto ciò che ne deriva. Questo rapporto inoltre avverte che se non si inverte da subito questa tendenza, c'è il rischio che nel 2050, quando saremo 9,6 miliardi di abitanti sulla Terra, potrebbero non esserci più le risorse necessarie per garantire un'alimentazione adeguata per tutti quanti. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo con un amico o un parente, scrivete pure nei commenti che cosa ne pensate, ma soprattutto per seguire altri video come questi vi invito a mettere mi piace sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti!